Ed eccomi qui amici, buonasera a tutti da Napoliello87 e Forza Napolese. Allora, oggi nuova notizia per il Napoli ovviamente, per il nostro Napoli, che facciamo passi in avanti per castagne, non le castagne che si mangiano, voglio, perché qualcuno pensa alla castagna che si mangia, ma invece è Castagni, il calciatore dell'Atalanta, voglio. Kiss dice, passi in avanti per Castagni. Mario Rui verso l'addio, lo vuole mister Mazzarri. Voglio. Ovviamente Mario Rui andrebbe via, andrebbe alla corte di Mazzarri, al Torino, e da noi verrebbe Castagna dell'Atalanta. Voglio, non le castagne che sono a Bergamo, ma ovviamente Castagni, il terzino che può giocare sia interno di centrocampo a destra, cioè sulla fascia destra, voglio, e potrebbe giocare terzino sinistro perché lui nasce come terzino, potrebbe essere utilizzato anche sulla destra a centrocampo, come può essere utilizzato sulla destra a centrocampo, potrebbe essere utilizzato anche come terzino destro, giocare sia a destra che a sinistra, sicché ci fa comodo un giocatore così. Ovviamente non è un top player, voglio, come ho detto io, voglio, si va sempre sui giovani e i giovani non hanno quell'esperienza europea come ce l'ha Dani Alves, come ce l'ha Marcelo, quelli sono campioni, sono top player. Noi ovviamente voglio, come dico io, De Lorenzo va sulle plusvalenze, va sui giovani, ovviamente questo è un classe 95, Timothy Castagne, è un classe 95, ovviamente può crescere, può essere ancora più forte e quando arriverà a quel punto, come dico sempre, farà soldi da Lorenzo perché o viene e compra un altro giovane e stiamo sempre così, voglio, rimaniamo sempre lì e non facciamo quel salto di qualità. Speriamo possa crescere subito, possa darci subito una mano se dovesse venire questo Castagno. Napoli molto attivo sul mercato, appunto sulle corsie esterne, perché come sappiamo Mario Rui potrebbe partire, come sai. Amico di Kiss Kiss, la società azzurra sarebbe molto interessata a Castagno, essendo classe 95, in forza all'Atalanta, come vi ho appena detto, ragazzi. Pare destinato all'addio Mario Rui, ovviamente se entra uno va via un altro, perché comunque devi tenere, devi pagare uno stipendio in più a un calciatore, De Laurentiis ovviamente non ci sta, e poi se entra uno in cui ci spendi soldi deve, come ho sempre detto, De Laurentiis ne vende un altro per pigliare i soldi. Ovviamente non ci investe di sua tasca, ma ovviamente deve vendere un giocatore per prenderne un altro. E così pare, e così è. Cosa ne penso io di Castagno? Ho appena detto che secondo me è un buon giocatore, all'Atalanta ha fatto una grande stagione, può fare ovviamente di più, può crescere perché comunque come ho appena detto è del 95, c'ha tempo per far vedere le sue qualità, non si discute, è un buon giocatore, però non è un giocatore che c'è esperienza in Champions League, non è un giocatore che ha vinto trofei, ovviamente gioca all'Atalanta, è olandese se non mi sbaglio, nazionale olandese, ha tutte le carte per far bene ovviamente. A me onestamente piace, però non è quel giocatore da Napoli che io magari mi aspettavo. Io mi aspettavo qualcosa di più, un nome più grande magari, Per esempio Tripper lo preferivo di più, perché è un giocatore che gioca al Tottenham, ha fatto le coppe europee, essendo anche lui giovane, secondo me, lui aveva già una caratura europea, c'ha esperienza, capito, ha giocato nel Tottenham, una squadra di più valore europeo, capito? C'ha tante cose in più, che ti portano a volere Tripper al posto di Castagni. Però se dovesse arrivare Castagni, di sicuro non mi metto a chiani, perché ovviamente è un buon terzino, potrebbe fare meglio di quello che ha fatto Mario Rui in questa ultima stagione. Vediamo se arriverà. Ora vi lascio al parere dei miei colleghi di lavoro cosa ne pensano loro. Vediamo un po'. Mi senti, voglio? Dimmi, Guagliò. Allora, Paolino, cosa ne pensi del nuovo acquisto del Napoli Castagne? Ti piace? Castagne, quelle che ci sono sopra l'albero. Le castagne che si scendono giù dall'albero. Non ti piace Castagne, voglio? Le marroni, quelle che ci sono nei boschi.
No, Castagni chi dell'Atalanta. Sì, l'avevo capito. Pronto? Oh, ti piace il nuovo acquisto del Napoli, Castagna, Ayub? Io non ho visto. Castagna, ti piace? Sì, Ah, ti piace Castagna? sì. Ma hai capito chi è? Piace, Eh? piace. Ma cosa? Ma te ora dove sei? Sono a casa. Cosa ti piace? Castagna. Ma lo sai chi è? Dimmi. Lo sai che cos'è? No. È un giocatore, mamma. Non è una castagna per mangiare, voglio, non è una castagna. Ti piace? L'ho visto. Ti piace castagna? Che ha fatto il video? No, ti piace castagna? Non lo so, io non l'ho seguito ora questa cosa qui. C'è. Castagna, no, dico castagna, ti piace? Sì, castagno sì, perché? Ma cosa ti piace? La castagna, che ti piace? Castagno o la castagna? A casa, Tallo, cosa ne pensi del nuovo acquisto del Napoli? Castagno, ti piace? che se è meglio comprare anche un forno, come si chiama? Un forno e poi li metti lì per fare i castagni. Ah, non ti piace? Non c'è fatto ora. Ti piace se o no Non mi castagno? piace. Ah, Non mi piace mangiare i castagni. beh. Oh, Patellone, a te ti piace il nuovo acquisto del Napoli? Castagno. Castagna? Ti piace? Buono, buono, buono. Ti piace se o no castagno? Il nuovo acquisto, castagno, ti piace? Te Buba piace castagna? Castagna. Come Sai ti, castagna? sì, come tipo di questo, sì. Cacciatore. Il nuovo acquisto del Napoli. Ti piace castagno? Castagno? Chi è Ti Castagno? piace castagno? Castagno? Che cazzo vuol dire? Castagno, ti piace? Quello che si mangia a testa di cazzo. No? Cosa stai parlando? E niente, ovviamente loro pensano che le castagne sono buone da mangiare, chi non lo conosce, chi pensa che è buono al forno, chi pensa che la castagna è marrone e scende la coppa all'albero. Alla fine Castagna è un calciatore dell'Atalanta, è un terzino, classe 95, un giocatore che può dar qualità a entrambe le fasce, ovviamente giovane e deve crescere. Questo è, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate del possibile acquisto del Napoli, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87, fatelo anche su Instagram e cercatemi come Napoliello87. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e Forza Napoles!